Davide, scusa, allenatore della Macomerese, oggi contro la capolista Ilva non era facile, però siete riusciti a tenere testa, avete sfiorato anche le gol del pareggio, insomma alla fine anche oggi mancano, ci sono tante recriminazioni, no? Sì, diciamo che è una costante questa per quanto ci riguarda, oggi lo stesso, ci credevamo tantissimo, l'abbiamo preparata appunto in questo senso. Sapevamo che loro venivano qui per fare un risultato unico che era la vittoria, perché li avrebbe portati alla vittoria del campionato e per noi era importante lo stesso vincere o fare un risultato positivo per essere quasi sicuri della salvezza. La partita si è messa male subito dall'inizio, l'abbiamo preparata in un certo modo per quanto riguarda gli attaccanti avversari e questo non è successo all'inizio, qualche attimo di disattenzione, sulla marcatura non siamo stati bravi. Mi riferisco a Gianluca Sias, che non si può lasciare mai solo. Quindi, esatto. Diciamo che ha risolto la prima parte della gara all'inizio con questi 2 gol, fatti così un po' a freddo. Siamo stati bravi a reagire, a stare compatti, calmi, raggiungendo 2-1 meritatamente sul calcio di rigore. Purtroppo lì, dopo la situazione del 2-2 mancato sulla traversa di Colombo, c'è stato il rovesciamento di fronte al rigore loro e lì diciamo, è stato più problematico riprendere in mano la partita. Anche se poi nel secondo tempo abbiamo cercato sempre di giocare, di proporci, forse il 3-2 è stato fatto nel momento sbagliato, troppo tardi. Tardi. Abbiamo avuto sia con Di Angelo che con Sanna le occasioni per accorciare le distanze nel secondo tempo sul 3-2. Non è successo, questo è il nostro problema cronico. Ma anche ha detto che oggi avevate diverse defezioni, Di Angelo praticamente è dovuto entrare per necessità, era al 20%. No? Di Angelo ha quasi 3 settimane che non si allena bene, si è visto. E poi la squalifica di Scarfò, un elemento diciamo, fondamentale dal punto di vista caratteriale, soprattutto per questa squadra. Scarfò, Santoro, insomma Mureddu che è un ottimo giocatore che oltre alla squalifica ha avuto un problema al ginocchio a Siniscola. Quindi la squadra ne ha risentito tantissimo dal punto di vista. Quanto può aver influito l'aver giocato anche la Coppa Italia sulle gambe dei giocatori? Insomma, magari vi ha tolto lucidità in qualche partita? Ma diciamo che la Coppa Italia è stata una bella cosa, probabilmente arrivati a questo punto non ci ha tolto niente, soprattutto per le ultime partite. Forse magari in qualche settimana dove abbiamo giocato partite intense tipo Bosa, lì magari qualcosina, soprattutto alla prima partita, perché nella seconda avevamo la possibilità di riposare per Pasqua. Certo. E niente, è stata una bella esperienza anche quella, siamo arrivati a un passo anche noi dalla finale, diciamo, però non posso attribuire alla Coppa Italia determinate prestazioni quest'anno. La squadra ha fatto un campionato un po' particolare, ne avevamo già parlato. Cioè in altre sedi. Ecco, adesso avete l'ultima partita a Porto Torsi, vincendo comunque evitereste anche i play-out. Sì, vincendo noi matematicamente dovremmo essere salvi. Diciamo che alla fine lo spero, ci credo e me lo auguro per i giocatori, per la società perché ce lo strameritiamo. Purtroppo è stato un campionato un po' anomalo, però faremo di tutto per salvarci prima di questi famosi play-out che sono sinceramente una cosa che detesto, Certo. Non mi piacciono assolutamente. Benissimo, noi ringraziamo Mister Cuscusa, comunque complimenti per come la Macomerese ha interpretato la gara di oggi, in bocca al lupo per la trasferta a Porto Torres. Crepi, grazie. Grazie.